Alcuni lavoratori dell'informazione ci hanno appena detto di non aver mai visto in questa città una manifestazione di persone con disabilità e loro familiari così grande. Ci hanno detto i lavoratori dell'informazione e questo è un segnale, è un grande segnale che diamo a questa città e a tutta la regione. Noi dovremmo ringraziare coloro che sono presenti, consiglieri regionali, organizzazioni sindacali che hanno appoggiato, che ci hanno messo a disposizione anche il microfono da cui stiamo parlando. Un particolare ringraziamento per questo impegno logistico alla CGIL è comunque dovuto per tutti gli altri, dalle organizzazioni sindacali agli uomini di partito, ai consiglieri regionali che sono presenti, anche per non dimenticare nessuno, non facciamo nulla. Li ringraziamo tutti. Li ringraziamo tutti, senza fare l'elenco, ma vogliamo fare un ringraziamento particolare perché oggi in questa città c'è qualcosa di nuovo, non è solo una bella giornata, c'è una presenza in fondo a questa piazza che ci fa sperare bene nel futuro ed è la presenza di e se un rappresentante degli studenti vuole venire qua ne saremo felici, che ci hanno accompagnato questa mattina, che hanno sentito come un loro dovere partecipare a questa manifestazione per sostenere i nostri diritti, la nostra battaglia, perché è una battaglia di civiltà che riguarda noi e che riguarda loro. Per il nostro futuro. Noi oggi facciamo un po' come le organizzazioni sindacali, rivendichiamo i nostri diritti, combattiamo contro i tagli ai servizi generalizzati che si stanno realizzando in questa regione, invece di realizzare servizi realizzano tagli, riducono i servizi destinati alle persone con disabilità e alle persone non autosufficienti. Non è più accettabile. Noi oggi poniamo una questione centrale, appunto, la civiltà la coniughiamo con i diritti devono essere concreti, esigibili. Non è possibile dire questo servizio te lo do o non te lo do, come se fosse la stessa cosa. Noi parliamo di diritti. Sentirete in continuazione questa parola, perché non sono solo diritti costituzionali, sono diritti umani e ai diritti umani devono inchinarsi i bilanci di previsione, devono inchinarsi i sindaci e fornire servizi alle persone con disabilità, devono capire che non possiamo più accettare dei no, che le persone che si recano all'unità sanitaria locale o che vanno dal proprio sindaco e che chiedono un servizio di assistenza domiciliare, un servizio di assistenza domiciliare integrata, che chiedono un sostegno perché è difficile vivere, che chiedono un progetto di vita indipendente per poter vivere in libertà e in indipendenza e sentirsi rispondere che non ci sono fondi. È qualcosa di scandaloso sotto i nostri occhi e davanti a noi
Ci sono situazioni che avremmo pensato inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ci sono sprechi colossali e invece di tagliare gli sprechi tagliano i servizi. E invece di pensare a come ridurre le spese, pensano a come ridurre i servizi destinati alle persone con disabilità. Perché badate, in termini molto sottili è questo che avviene. Avviene già oggi. Oggi si riduce l'assistenza domiciliare e la motivazione è semplice. Mancano i fondi. Si riducono i progetti di vita indipendente, mancano i fondi. Ci sono le liste d'attesa per entrare nei centri diurni, per le attività educative, riabilitative, socializzanti. Mancano i finanziamenti. Per tutti gli altri servizi, compresi quelli di integrazione scolastica, mancano i finanziamenti. La battaglia per il sostegno, che è una battaglia fondamentale e civile, mancano i finanziamenti. E badate, i finanziamenti poi invece ci sono, e ci sono per una serie infinita di spese che nulla hanno a che vedere con i diritti e che nulla hanno a vedere col buon senso. Sono spese assurde. Per esempio, un meeting di giovani all'estero. Guardate, i giovani vanno all'estero da soli, fanno il meeting dove vogliono, però si può trovare un finanziamento per un meeting di giovani all'estero. Si può finanziare una sagra degli aquiloni, una squadra di rugby, si possono finanziare e spendere 378 milioni, migliaia di euro, per attività che sono legate all'identità veneta. Si vede che ne sentiamo la mancanza. Si vede che il nostro essere normali cittadini del Veneto deve trovare un finanziamento particolare. E poi, come normale cittadino del Veneto con disabilità, mi reco dal sindaco, magari da quello che è d'accordo col finanziare le iniziative sull'identità veneta, e quando gli chiedo un servizio di assistenza personalizzato mi dice non ho fondi, non ne ho. Poi apriamo il canale televisivo e siamo sommersi di notizie che sono raccapriccianti. Ecco, noi non vorremmo più sentire queste notizie, vorremmo che si rispondesse alla persona che ti chiede un servizio semplicemente dicendo: tu sei una persona, sei titolare di diritti, hai un diritto, sei una persona con disabilità e hai il diritto all'assistenza domiciliare, hai il diritto di un progetto di vita indipendente, hai il diritto a frequentare un centro diurno, hai il diritto, se non hai purtroppo altre possibilità, a vivere in una comunità residenziale a misura familiare, hai il diritto di vivere in quella comunità residenziale e non di sopravvivere, hai il diritto di vivere, non sei un prigioniero dentro una comunità residenziale, sei ospite in quella comunità, devi poter vivere, devi poter uscire da quella comunità come tutti gli altri cittadini. Stiamo dicendo cose semplici, stiamo dicendo che oggi la vita di una persona con disabilità può essere quasi, diciamo così, come quella di un'altra persona. Ce lo dicono spesso e lo sentite tutti, che la vita è degna di essere vissuta anche in presenza di una grave disabilità, e noi siamo d'accordo, è vero, la vita è degna di essere vissuta fino in fondo, anche in presenza di una grande disabilità. Si può vivere bene, ma c'è una condizione: voi che ci dite che la vita deve essere vissuta fino in fondo, metteteci nella condizione di poterlo fare. Dateci i servizi con cui realizzare la nostra libertà e la nostra indipendenza. Dateci i servizi, dateceli, perché è un vostro dovere
la richiesta che vi facciamo non è una richiesta campata per aria. Ve lo diciamo perché lo dice la nostra Costituzione, lo dice il buon senso, lo dicono quando, come stamattina, giriamo in questa città le persone che si sono alzate all'alba, che hanno potuto alzarsi perché avevano un familiare o un assistente personale che li aiutava ad alzarsi, che hanno potuto andare in bagno perché avevano un assistente personale o una persona o un familiare che li aiutava ad andare in bagno, hanno potuto salire sul pullman o venire con una macchina per questo motivo. Senza assistente familiare, senza familiari, e a volte purtroppo si è senza familiari, le persone con disabilità non possono fare nulla. E badate, la disabilità è sempre grave, anche quando agli occhi altrui può apparire lieve. È sempre una grave condizione di disabilità. Certo, ci sono differenze come fra ognuno di noi, ma a questa disabilità noi dobbiamo dare risposta, noi istituzioni, noi comune, noi regione. Quindi ci rivolgiamo ai consiglieri comunali, ci rivolgiamo ai consiglieri regionali, ci rivolgiamo al sindaco di questa città che si chiama Bobbo e ad un assessore che si chiama Sernagiotto. Non vogliamo essere severi, ma hanno fatto due iniziative che secondo noi sono profondamente ingiuste e sono appaiati nel chiedere le stesse cose. Il sindaco di Treviso chiede che le persone che frequentano i centri diurni e le loro famiglie ovviamente versino una retta di frequenza e chiede quindi di modificare quella legge che oggi non lo permette. Quindi il sindaco di Treviso dice c'è la crisi, bisogna far pagare un po' anche le famiglie con persone con disabilità che navigano normalmente nell'oro, lo sapete, no? Quindi è bene che spendano qualche cosa per il servizio, che le paghino una parte. E ci vuole coraggio per fare un'affermazione del genere, perché si capisce subito che non conoscono la vita delle persone con disabilità, che non conoscono la vita di queste famiglie, non la conoscono proprio. E quando un assessore come Sernagiotto dice che visto che il pasto per un ragazzo non disabile lo paga tranquillamente il suo genitore, questo pasto lo può pagare tranquillamente anche il genitore di un ragazzo disabile. Non si accorge Sernagiotto di insultarci. Non voglio essere severo perché penso che sia proprio così. Lui, come tanti altri, non si rendono conto di quello che dicono, non si rendono conto degli insulti, pensano di aver detto qualche cosa di intelligente, di profondamente intelligente. E allora aggiungono poi che si può pagare, perché badate, questa è la novità. Si può pagare, e precisano, le famiglie ricche possono versare qualcosa. Peccato che sia la realtà a smentirli. Questo sindaco aveva deciso, insieme ai sindaci dell'US 9, di far pagare una retta di frequenza alle famiglie che superavano un ISE familiare, quindi di 7.500 euro. Coloro che oggi dicono che bisogna far pagare i ricchi hanno un obiettivo semplicissimo e stanno solo mascherandolo. Vogliono far pagare i poveri, perché come lo sapete tutti, lo sappiamo tutti,
In questo paese lo sapete chi pagano le tasse, lo sapete. Ed è la stessa cosa anche in questo campo. Coloro che dovranno pagare la retta di frequenza, per tirar su un po' di soldi, è talmente semplice, dovranno essere coloro che guadagnano poco, perché le persone con disabilità che frequentano i centri diurni innanzitutto sono sostanzialmente sprovviste di reddito e le loro famiglie, come ben sapete, fanno anche fatica a trovare quel lavoro che dovrebbero poter avere magari con maggior facilità. È già difficile lavorare in due e voi sapete che anche lavorando in due non si è certo ricchi in questo paese, ma la stragrande maggioranza di queste famiglie è composta da un genitore solo e la stragrande maggioranza di queste famiglie lavora in uno solo perché sono impegnati obbligatoriamente a fare i volontari per un giorno, per 24 ore al giorno, per tutta la settimana, per tutta la vita. È questo che dovrebbero capire. Per vivere con dignità, per vivere quella vita che può essere dignitosamente vissuta, ce lo ripetono e ce lo ripeteranno ancora, bisognerebbe essere provvisti di un reddito e molti di noi non ce l'hanno. E bisognerebbe essere provvisti di un'assistenza adeguata e molti di noi non ce l'hanno. La stragrande maggioranza di noi non ce l'hanno quelli che sono seduti qui in prima fila sulle loro carrozzine, non ce l'hanno quelli che sono dietro le carrozzine, non ce l'hanno l'assistenza. Noi diciamo che la nostra scuola è un diritto, ma se devi avere un servizio di trasporto per andare in quella scuola, fai fatica. Se devi avere un sostegno, fai fatica ad averlo per le ore necessarie. Se devi avere un servizio di assistenza devi dannatamente tribulare. E allora la domanda la ripetiamo: come possiamo vivere dignitosamente quella vita che deve essere vissuta in presenza di una condizione con disabilità, se queste domande, se queste richieste che facciamo al Consiglio regionale, ai consiglieri comunali, ai sindaci, al Presidente della Regione, quindi man mano al Prefetto, lo chiederemo stamattina, perché si faccia tramite delle nostre richieste con il Governo, perché risponda anche il Governo. Sappiamo che i tagli sono avvenuti con facilità anche prima di questo Governo, ma questo Governo deve ridare voce al Fondo Nazionale per la non autosufficienza, deve ridare finanziamenti, al Fondo Nazionale per le politiche sociali, così come la Regione Veneto deve potenziare i finanziamenti destinati alla disabilità attraverso il Fondo per la non autosufficienza regionale. Questo deve fare la Regione Veneto. E badate, avevano anche deciso di farlo. Solo pochi mesi fa avevano deciso di potenziare i servizi, di trovare le risorse per stanziare maggiori finanziamenti e quindi dare quelle risposte che noi chiediamo vengano date. Hanno perfino sottoscritto all'unanimità una mozione, una deliberazione in Consiglio regionale che diceva: affrontiamo i servizi con disabilità per le persone con disabilità, potenziamoli, stanziamo i fondi, facciamo il possibile. L'hanno scritto e l'hanno scritto molto semplicemente. Hanno detto che bisognava potenziare proprio tutti quei servizi che vi ho elencato all'inizio di questo intervento, di assistenza domiciliare, i progetti di vita indipendente, la frequenza dei centri diurni, le comunità, la residenzialità. Tutti questi servizi sono stati elencati, dopodiché bisognava stanziare i fondi e c'è stato il bilancio, la discussione sul bilancio regionale per il 2012, il bilancio di previsione, quello che stabilisce come bisogna spendere i soldi che vengono incamerati dalla Regione. Quel documento, che era stato approvato solo 20 giorni prima, è stato bellamente disatteso. Il Consiglio regionale
la maggioranza che governa questa regione ha approvato un bilancio senza inserire nel bilancio quei provvedimenti e quindi quel finanziamento che avevano deciso di approvare poche settimane prima. Cioè hanno scritto che bisognava potenziare i servizi e poi si sono dimenticati di potenziarli attraverso i finanziamenti necessari. Allora, se questo avviene vuol dire che non si pone attenzione ai nostri problemi, che non si pone attenzione alle nostre rivendicazioni. Vuol dire che i diritti vengono dimenticati, che i diritti continuano ad essere negati. Sulle nostre magliette di un po' di voi c'è scritto che chi cancella i diritti cancella le persone, ed è vero. Chi cancella un diritto all'assistenza cancella le persone. Quando parliamo di civiltà non ne parliamo a caso. Mi diceva un amico stamattina, fai l'esempio del pronto soccorso. Se andate nel pronto soccorso e avete bisogno di un intervento immediato, lasciamo perdere le miserie, parliamo dell'intervento immediato, ve lo fanno. Perché mai? La persona che ha bisogno di un intervento immediato, che è una persona con disabilità, invece non deve ricevere la risposta. Noi chiediamo semplicemente che questa regione faccia un pensiero serio, molto serio, e che capisca che tutti i cittadini del Veneto devono costruire una società che sappia rispondere alle nostre esigenze. Devono costruire una rete di protezione sanitaria e sociale per tutti i cittadini del Veneto che hanno bisogno di essere sostenuti sul piano sanitario e sul piano sociale. Devono organizzare la rete sanitaria di protezione, devono organizzare la rete sociale di protezione. Quella sanitaria, bene o male, è organizzata. Quella sociale no. Quella sociale è la trasformazione in servizi concreti di quelli che noi definiamo diritti. Senza servizi non ci sono diritti. Perché non volete dare queste concrete e serie risposte? Perché, cari amministratori, chiedete che le famiglie paghino e vi rifiutate di dare questi servizi? Ritorno agli studenti che sono là in fondo, perché meritano una duplice risposta. Oggi quegli studenti hanno dimostrato un grande senso civico, un grande senso di solidarietà. Sono venuti qui a sostenere la battaglia di persone con disabilità. Sanno che la partecipazione a questa manifestazione da parte di questi studenti non è solo un momento di solidarietà, stanno facendo una battaglia per tutti, per le persone con disabilità, per loro stessi, per l'intera società. È questa la battaglia che facciamo. Qui stiamo rivendicando servizi per tutti, per la società, non ci sono figli di. Noi non stiamo facendo la battaglia perché il figlio di quella tal famiglia abbia quel servizio. Stiamo facendo una battaglia per tutte le persone con disabilità che devono ricevere in una società civile la risposta di assistenza e di sostegno di cui hanno bisogno. Devono riceverla. Quando quindi diciamo che rivendichiamo e che vogliamo i servizi, non lo diciamo per coloro che oggi hanno bisogno dei servizi e per quei familiari che hanno bisogno di sostegno. Non lo diciamo per tutti coloro che oggi ne hanno bisogno, che domani ne avranno bisogno, dopodomani e per tutta l'esistenza. Questa città, la popolazione di questa città, la popolazione di questa regione
ha bisogno di servizi sociali, le persone in difficoltà devono riceverli. Non è solo un servizio per Antonio, per Giovanni, per Laura, per Maria, per Pietro, che sono qui, per Davide, per Michele, non sono solo per loro, sono i servizi per tutte le persone con disabilità e non ci stancheremo di ripetere questa frase. Oggi i servizi sono per la società, è la società che si li organizza per se stessa, perché vuole un paese più civile, vuole vivere in un paese più civile, è una battaglia di libertà. Il servizio che noi chiediamo, la possibilità di vivere liberi, indipendenti, vivere nelle famiglie, vivere fuori dalle famiglie, poter vivere, badate, se noi dovessimo riassumere il significato di questa nostra battaglia oggi lo riassumiamo in una parola sola: vita. Noi stiamo lottando per la nostra vita, per una vita libera, per una vita libera. Ed è per questo che vi diciamo un'ultima cosa. Oggi siamo venuti a Treviso, perché da Treviso è partita quella che consideriamo un'aggressione, è partita da molto tempo e vogliamo che questa aggressione si concluda. Chiederemo al sindaco Gobbo di riceverci per spiegargli ancora perché siamo qui, siamo venuti qui stamattina, perché siamo venuti qui pieni di convinzione, non di rabbia, di convinzione che bisogna fare una battaglia e che dobbiamo convincere anche coloro che oggi non hanno ancora capito che questi sono servizi di tutti e non di alcuni e che quindi non si chiedono soldi ad alcuni. Andremo a spiegarglielo, lo chiederemo anche al Presidente della Regione. Però diciamo anche un'altra cosa, perché questo è solo l'inizio, badate, fra pochi mesi si discuterà il bilancio, la Regione discuterà il bilancio di previsione per l'anno 2013 e nell'anno 2013 se i finanziamenti restassero quelli che sono oggi, per noi sarà una tragedia. Sarà una tragedia, ridurranno ancora di più i servizi che già oggi stanno riducendo. Quindi il messaggio che da questa piazza parte questa mattina, e chiederemo ancora agli studenti di Treviso e questa volta anche a tutti gli studenti del Veneto di accompagnarci per fare in modo che quel bilancio di previsione che si discuterà in Regione contenga queste nostre richieste, che quel bilancio di previsione stanzi i finanziamenti di cui le persone con disabilità e non autosufficienti della Regione Veneto hanno bisogno. Quei finanziamenti devono essere stanziati per rispondere finalmente e decisamente una volta per tutte ai nostri diritti costituzionali e umani, per rispondere al diritto di civiltà che deve permeare la nostra quotidianità, per dare una risposta alta, per dire che finalmente invece di parlare di possibilità parliamo di diritti. Dovrà essere la parola che campeggerà nella nostra protesta. Quel bilancio del 2013 ai diritti dovrà inchinarsi e dovremo costringerlo, se vogliamo difendere le nostre vite e la nostra dignità, ad inchinarsi a questi diritti. Non stiamo esagerando, dobbiamo essere consapevoli del rischio che corriamo e per questo parliamo di bilancio, perché dovremo essere lì, sarà inverno, farà freddo, lo abbiamo fatto altre volte, abbiamo perfino simbolicamente occupato Palazzo Ferrofini, ma questa volta dovremo essere molti di più. Tutte le persone che sono in questa piazza dovranno scavalcare i ponti, ma dovremo essere là, dovremmo essere a Venezia, saremo a Venezia, dovremo andare là a costringere, dovremo dire
ai consiglieri, e una buona parte di questi consiglieri è dalla nostra parte e appoggia le nostre battaglie, di fare il possibile. In quell'aula consigliare dovrà essere fatta la più grande battaglia di civiltà che sia mai stata fatta, con l'aiuto nostro e degli studenti che abbiamo stamattina. La più grande battaglia di civiltà, perché queste risposte che noi oggi chiediamo passano dal bilancio regionale e passano anche dai bilanci dei comuni, ma in primo luogo dal bilancio regionale. Se non obblighiamo quel bilancio di previsione a dare risposte finanziarie ai nostri diritti e a smetterla realmente con gli sprechi e con quelli che chiamano i costi della politica, ma che sono semplicemente regalie agli amici degli amici, se non faranno questo comprometteranno il nostro futuro, comprometteranno il futuro di noi persone con disabilità, comprometteranno il futuro degli studenti che sono qui con noi oggi, comprometteranno il futuro di tutti. Quindi è l'appuntamento che vi diamo, e poi vi daremo anche i particolari. Il prossimo bilancio di previsione dovrà vederci partecipi. Saremo lì per non far dimenticare che dopo le parole scritte devono seguire i finanziamenti, che quella promessa che è stata fatta per scritto deve essere mantenuta, e la nostra presenza sarà lì a ricordarglielo, e daremo vita a tutte quelle azioni che dovranno permettere ai consiglieri, quelli che ci appoggiano, di sentirsi forti dentro, e a quelli che non ci appoggiano di stare attenti a quello che fanno, di stare attenti a quello che fanno, perché i diritti umani devono ricevere una risposta. Sui nostri volantini abbiamo scritto: fatela finita, smettetela di tagliare i servizi, aumentate i finanziamenti per le persone con disabilità, rispondete alla titolarità nostra, ai nostri diritti, stanziate i fondi, lavorate per costruire un paese civile. Prima di tutto mi presento, io sono Massimo Vettoretti e sono qui in rappresentanza della mia associazione, che è l'Unione Italiana dei Ciechi. Ringraziamoci tutti per essere qui oggi, perché abbiamo fatto il nostro interesse, abbiamo fatto vedere che non siamo soltanto una comunità virtuale capace di cianciare su Facebook, ma abbiamo la capacità di ritrovarci, di contarci fra di noi e di essere presenti laddove conta essere. Io ho un messaggio da lanciare direttamente all'assessore Sernagiotto e al presidente Zaia, e questo messaggio è molto molto semplice, ed è: noi non ci stiamo più. Scusate, ma così per me è più semplice. Quello che io voglio dire sono alcuni numeri che sono apparsi sui giornali e che nessuno ha mai commentato in maniera seria da parte di chi teoricamente avrebbe avuto il dovere non legale ma morale di rispondere. Parliamo di 10 milioni di euro all'anno in vitalizi per ex consiglieri e vedove. Parliamo di 2 milioni e mezzo di euro in rimborsi fuori busta. Noi diciamo a Sernagiotto e a tutti coloro che sostengono che siamo cittadini come gli altri, che hanno ragione e che è il loro dovere rendere possibile che questa uguaglianza non
non sia soltanto nelle parole della Costituzione, ma che sia nei fatti e nella realtà di tutti i giorni. Ciao a tutti, noi studenti siamo qua oggi per farvi capire che siamo solidali e che vi appoggiamo oggi ma anche fino a quando non otterremo quello che vogliamo. Siamo con voi fino a quando avremo le possibilità per avere una buona risposta. È voluto dire da loro, ma il tempo è stretto, i pullman ripartono e quindi vogliamo dire semplicemente questo. Siamo molto contenti di come è andata questa manifestazione, veramente questa città basta guardare, siete venuti con i vostri cartelli da Castelfranco, da Montebelluna, da tutte le città del Veneto, ci sono piccole e grandi delegazioni. Ognuno di voi lo sa il sacrificio che ha fatto per arrivare questa mattina, perché da Verona, da Rovigo, dalle città più lontane, insomma, eppure sono arrivati. I vostri cartelli dicono e ribadiscono quali sono i nostri diritti. Noi diciamo a conclusione di questa manifestazione semplicemente questo. Oggi c'è una luce nuova, perché quello che abbiamo visto oggi non l'avevamo mai visto prima e lo ribadiamo. È difficile partecipare alle manifestazioni e oggi siete arrivati in tanti a questa manifestazione. Ringraziamo CGIL e CISLUI perché rappresentano l'universo mondo dentro questo sigle. Ringraziamo tutti, in un modo o nell'altro tutti ci hanno appoggiato, hanno sostenuto queste battaglie, a volte senza nemmeno esserne totalmente d'accordo, ma per la stragrande maggioranza dei motivi che noi oggi sosteniamo e combattiamo sì, sono d'accordo con noi e noi li ringraziamo. Non è necessario essere sempre e comunque d'accordo su tutto, perché quello su cui sono d'accordo tutti e quindi tutti ci hanno dato il loro appoggio, ci sono anche senatori e deputati e consiglieri presenti che ringraziamo, non facciamo nomi proprio per noi, ma li ringraziamo tutti veramente di cuore, perché hanno dimostrato sensibilità, attenzione e condivisione. Ancora agli studenti voglio dire che ritorneremo a casa contenti per la vostra presenza, contenti. Lo racconteremo a tutti, ai nostri familiari, a tutte le persone che non hanno potuto venire questa mattina. Gli diremo che il messaggio che hanno lanciato gli studenti questa mattina è un messaggio che vale per tutta la regione. Questo messaggio ci dà speranza nel futuro, ci aiuta a combattere le lotte future, quelle che continueranno da domani, perché non è finita, perché quelli di Castelfranco che tornano a casa e che sono qui presenti sanno che da domani dovranno continuare una battaglia, e così pure quelli di Montebelluna, e così pure quelli di Verona, e così pure quelli di Padova. Oggi tutte queste, e quelli di Treviso ovviamente, che dopo il ricorso al TAR che è avvenuto alcuni anni fa, sanno che hanno davanti a loro ancora una lunga battaglia. Tutte le
persone oggi ritorneranno a casa loro, credo, rinvigoriti, più speranzosi nel futuro. Sanno di non essere soli, sanno che questa battaglia per i diritti civili, sociali, è una battaglia che esce dai confini della disabilità, è una battaglia che coinvolge l'intera società e questi studenti, lo ripeto, sono qui ancora una volta a dircelo. È una battaglia di tutti. Ritorniamo a casa consapevoli, sapendo che forse ce la faremo. Questa volta abbiamo una convinzione in più. Questa manifestazione ci dice che c'è voglia di lottare, c'è consapevolezza dei propri diritti e c'è la consapevolezza che bisogna rivendicare servizi che oggi non abbiamo perché sono un diritto civile e sociale. E i diritti civili e sociali devono essere tradotti nella pratica concreta e quotidiana. Devono diventare assistenza domiciliare, devono diventare progetto di vita indipendente, devono diventare frequenza del centro diurno, devono diventare frequenza di una comunità alloggio libera e dignitosa, devono diventare tutto ciò. I diritti delle persone con disabilità sono i diritti di tutte le persone che risiedono in questa città, in questa regione e nel nostro paese. E la battaglia che noi facciamo e che continueremo a fare ha un solo nome: è la battaglia per la nostra vita, per la nostra indipendenza, per i nostri diritti. E forza di questa convinzione ritorniamo a casa. Diritti, diritti, diritti. Allora, Carlo Sennazotto, non sei venuto qui da noi, vogliamo i nostri diritti e noi verremo da te! Vi ringraziamo tutti per aver dato vita a questo momento che nessuno di noi dimenticherà. Vi diamo appuntamento per le prossime iniziative, perché questo, come dicevano tanti anni fa, non è che l'inizio, la lotta continua fino alla realizzazione e alla conquista dei diritti che oggi ci vengono ancora negati. Continua. Grazie a tutti e arrivederci.